partiamo da un principio. Gli alberi che devono essere sostituiti o perché sono malati o secchi o hanno problemi di funghi e quindi non si possono recuperare, è chiaro che vadano sostituiti perché costituiscono un problema per la sicurezza del cittadino. Non è che perché sostituiamo in una via 2, 3, 4 alberi perché hanno queste caratteristiche dobbiamo abbattere tutti quanti gli alberi, perché se guardiamo ad esempio alcune vie, via Bernardinis per esempio, hanno una trentina di alberi interamente tolti dalla faccia della terra. Vi è un'osservazione meticolosa per cui quando il collega dice queste cose qua, piena diciamo, collaborazione, ma non stanno in piedi. Perché, scusa, l'intera via? Allora, quando parliamo di intere vie, sono gruppi di alberi, decine di alberi sono stati tolti, ma per quelle motivazioni che il dirigente ha detto, non stavano bene, erano ammalati, andavano tagliati. Tanto è vero che tolti decine, ne abbiamo messi 320. Questo piano del verde, che l'ho letto 3 volte, queste 20 pagine che parlano, presuppongono adesso altri abbattimenti totali in diverse vie. Se questo è il piano di sistemazione del verde, allora, sì, io ho capito che c'è un indirizzo politico, no? Che arriva perché chiaramente gli uffici si muovono, sì con proposte, ma poi chi prende la decisione è il politico, diciamo, l'assessore che ha la delega. Non è che, ripeto, non è che l'assessore è stata comprata la motosega, quindi... Vabbè, aspettiamo che abbattano intere vie ulteriormente, così poi forse Mansi andrà a vedere dove cosa li hanno ci danno abbattuti. i premi, così, guarda che non siamo a Sanremo. No, il piano è questo, se l'hai letto.